Posso dire con tutta serenità che già domani il tram, non so se ce la facciamo in data odierna, quindi il 26 del 2, ma già da domani, 27 del 2, il tram ripartirà. Ancora poche ore per ripristinare la linea elettrica del tram e dichiarare definitivamente conclusa l'emergenza. I lavori hanno causato qualche inevitabile rallentamento nel corso della giornata, ma la situazione è ora tornata alla normalità. Saremmo potuti ripartire quasi immediatamente, puntualizza l'assessore alla mobilità Renato Boraso, ma come giustamente richiesto dall'Ufficio Speciale Trasporti e Impianti Fissi del Ministero delle Infrastrutture abbiamo dovuto sostituire per precauzione alcuni componenti. Crollando questo pilone si sono tranciati cavi e alcuni tutori di sostegno, i famosi gli sbracci, quelli che tengono il cavo. Ovviamente l'Ustif ci ha chiesto di ripristinare tutto, ovviamente a regola d'arte, ma anche con tutori nuovi e evidenti. È in corso il cambio di questi tutori. Un nuovo intervento è stato eseguito in mattinata dai Vigili del Fuoco in Via della Libertà, pochi metri prima dell'imbocco del ponte, per mettere in sicurezza un altro cartello che appariva pericolante. Chi ha lavorato duro in questi momenti di emergenza va ringraziato, invita Boraso, che smentisce categoricamente l'ipotesi avanzata da Veneto Strade che i cantieri del tram degli scorsi anni possano aver indebolito le fondazioni del pilone crollato. La verità, sostiene, è molto più semplice. Questa volta il tram non c'entra nulla, anzi quel pilone che purtroppo è caduto è purtroppo un pilone molto antico che addirittura neanche non interferiva con i lavori del tram, cioè non dava nessuna interferenza con i lavori del tram. Non è stato mai minimamente toccato i lavori del tram, chiaramente è un pilone antichissimo, realizzato, costruito credo nell'82 da ANAS, e poi ANAS negli anni successivi l'ha trasferito a Veneto Strade, compreso l'obbligo della manutenzione.